eccoci un'altra tappa dopo un tramonto spettacolare sulle Carrete Senesi, dove vi abbiamo abbandonato così col video del tramonto. E siamo a Passignano sul lago Trasimeno. Stiamo facendo una passeggiatina così sul lungolago. Abbiamo cambiato completamente paesaggio. Stiamo cominciando una lunga discesa, lunga e lenta discesa verso casa, verso sud. Prossima tappa sarà le Cascate delle Marmore, probabilmente, se non ci mettiamo un paesino in mezzo fra qua e la Cascata delle Marmore. Comunque va bene, c'è una pace incredibile, sì. A parte il treno che passa. Giro finito a Passignano sul lago. Passignano sul lago? Sì, Passignano sul lago. Sì. Bello il lungomare, bellino il paese in generale. E alla prossima tappa. Yes. Altro giro, altro tour. Siamo a Spello. Yes. Borgo medievale. Sì, medievale, direi. Molto famoso. Siamo fra Foligno e Assisi. Siamo, insomma, questa zona è ricca di borghi belli da visitare. Abbiamo scelto questo perché è piccolino, non abbiamo molto tempo, quindi perché pensavamo di andare a Foligno, ma non ce l'avremmo fatta. Grande, sì. Non ce l'avremmo fatta. E quindi Spello sia. E il giretto a Spello fatto, spettacolare. C'eravamo già stati e non ce lo ricordavamo. Non me lo ricordavo io, Elisa era quasi certa di sì. Sì, però Me l'ha ricordato 300 volte. Tutto il fatto che lei che non l'ascolto, me l'ha ricordato 300 volte. Comunque Spello meritevolissima, veramente veramente bella. sì. Prossima tappa, giusto? Yes. Vai! Ed eccoci alla nostra nuova location, Elisa colta di sorpresa.
Siamo alla Cascata delle Marmore, siamo entrati prima dal belvedere superiore, stiamo scendendo i gradini che ci portano appunto al belvedere e poi dopo ci dovremo spostare al belvedere inferiore, dobbiamo decidere se farla a piedi o spostarci in macchina, perché purtroppo la cascata sta aperta un'ora, quindi noi siamo già entrati con un quarto d'ora di ritardo, non sappiamo se ci arriviamo. Va bene, comunque vi mostriamo un pochino com'è, che dovrebbe essere bellissimo. Oh mamma mia, è bellissimo. Ce l'abbiamo a due passi, sì, ora ve lo faccio vedere. Ed eccoci, abbiamo fatto un bel giretto. Elisa ha fatto un bel giretto nel parco delle Cascate delle Marmore. Perché dico Elisa? Perché ci siamo divisi. Io avendo letto, noi abbiamo letto che la cascata sarebbe stata aperta un'ora e quindi abbiamo fatto l'ingresso dall'alto, ci vuole mezz'oretta a scendere, poi ci hanno detto che alle 4:30 in un'ora e mezza avrebbero chiuso anche i percorsi e quindi che abbiamo fatto? Io volevo fotografare sia dall'alto che dal basso, Elisa invece voleva farsi una bella camminata e quindi ci siamo divisi. Vi abbiamo mostrato i due percorsi, cioè Elisa vi ha mostrato il percorso, io sono sceso con la macchina, Elisa ne approfitta perché così si trova senza dover risalire, ha fatto il bel percorso in discesa, fa la figa e poi si è fatto il percorso solo in discesa. Comunque Cascate delle Marmore molto molto bello, il parco in generale è molto bello e quindi ne vale assolutamente la pena. Noi passiamo da qua in continuazione, non ci eravamo mai venuti, ne abbiamo approfittato stavolta. Credo che per oggi sia tutto, anche se vedete la luce, ma siamo a cena d'amici e direi che vloggare a casa di amici non è proprio, cioè, insomma, non gli vogliamo rompere le balle, mi sembrerebbe anche esagerato. Per cui ci vediamo a domani, ma non sappiamo assolutamente, cioè non abbiamo nemmeno idea di dove saremo. In ogni caso, a domani!